primo campionato italiano si svolge in una sola giornata. Il Genoa batte a Torino le 3 squadre cittadine. Il pubblico più numeroso si registra sui campi del Piemonte, regione che vanta il maggior numero di titoli nazionali, grazie ai successi di Pro Vercelli, Casale, Torino e Juventus, la squadra più volte campione d'Italia. Seguono Lombardia, con Milan e Internazionale, e Liguria, con Genoa e Sampdoria. La Gazzetta dello Sport, il primo quotidiano sportivo nazionale nato il 3 aprile 1896 per informare sul ciclismo, dedica sempre più spazio al calcio, la cui popolarità riceve una grossa spinta dalla nazionale. Rappresenti un paese e comunque tu sei una persona che in quel momento ha un ruolo importante perché devi dare un'immagine positiva. Quindi c'è molta responsabilità, però c'è anche molto orgoglio. Io quando sono stato convocato una volta in nazionale, a parte il fatto che diventa un sogno che diventa realtà, perché il massimo per un giocatore è arrivare a giocare in nazionale. E quindi da lì ho cominciato, diciamo, non dico a prendermi sul serio, ma sicuramente avere più motivazioni ancora per raggiungere, per rimanerci, perché non era importante arrivare, ma la cosa più difficile è rimanere in nazionale. La maglia è bianca, troppo simile a quella della Pro Vercelli, i cui giocatori sono stati squalificati in seguito alla rinuncia a disputare la finale per il titolo contro l'Inter. E così, nella gara con l'Ungheria del 1911 si applica lo stemma sabaudo, il cui azzurro di fondo diventa il colore della nazionale italiana. Credo che un calciatore quando inizia il suo percorso ha sempre come obiettivo la maglia della nazionale, quindi questo era l'obiettivo principale che avevamo noi quando si giocava e spero, mi auguro che sia anche l'obiettivo di quelli che stanno giocando attualmente. Certamente ora con tutti gli impegni che ci sono qualcuno, ed è già capitato purtroppo, ha anche rinunciato alla nazionale per la propria società di club. E questo ovviamente secondo me non va bene perché la maglia della nazionale soprattutto va sempre rispettata.